4 artisti che dividono 65 metri quadrati di laboratorio nel centro di Venezia. È l'esperienza di Studio 2091, un progetto che presto potrebbe trasformarsi in un docufilm. Stefania Bolzano. Ci sono uno scultore giapponese, un'artigiana valtellinese, un fotografo veneziano e un artista olandese. Potrebbe sembrare l'inizio di una barzelletta, invece Studio 2091, dal civico del Sestiere di Santa Croce dove ha sede il loro laboratorio, è un perfetto esempio di coworking, ovvero di lavori diversi in uno spazio condiviso nel cuore di Venezia. Il primo ad arrivare 6 anni fa fu Masaru Kashiwagi. Realizza figure di uomini e animali ricavandoli da una rete metallica formata da singoli pezzetti di bronzo. Per lui cercare i coinquilini da laboratorio è un arricchimento continuo. Il vantaggio è proprio stare insieme con altre persone, poi anche soprattutto facendo altro tipo di lavoro è per noi anche importante per scambiare opinione, capire anche di altre persone che cosa pensa. Camilla Morelli, in arte Camoz, è arrivata a Venezia per studio, ma poi la sua passione per le vele l'ha convinta a restare. Di giorno cuce vele per barche, nel tempo libero con i ritagli realizza borse, portachiavi e portafogli. Per un lavoro artigianale Venezia è una città abbastanza faticosa, però da un certo punto di vista comunque Venezia ne vale la pena e c'è ancora spazio per i lavori artigianali. Nello Studio 2091 ci sono anche la scultrice Alexandra van der Leuve, passata dalla moda alle sculture in terracotta e cera, e il fotografo alchimista Andrea Buffolo, che parte da scatti d'autore per realizzare stampe fotografiche che riutilizzano tecniche dell'Ottocento. Vi sentite un po' una specie in via di estinzione? No, anzi, se sentiamo una nuova razza probabilmente, perché c'è sempre più gente che sceglie di vivere a Venezia. Secondo me queste sono le persone migliori perché amano questa città e vogliono creare qualcosa qui. La loro storia presto potrebbe diventare un docufilm. Il progetto, lanciato dalla giornalista veneta Silvia Zanardi e dal regista milanese Nau Germoglio, è al centro di una campagna di crowdfunding che si chiuderà a fine mese e che punta a raccogliere i soldi necessari per dare testimonianza di chi oggi riesce a vivere Venezia in modo diverso.